È strano a trovare tanta maschera tutte insieme in una stanza. Eppure che la sera si incontrarono per ragionare. Tu guarda, non ce ne mancava manco una. Pure quelli che non si potevano avere, stavano là per si far valere. Dopo la cenella a ballanzone, si cominciò una sorta di processione. Si presentavano innanzi alla commissione e ognuno in loro diceva una ragione. «Ne che volete, ricetto gran giurì, io che c'azzecco con voi, ma che mi state a dire?» Allora Pulcinella pigliò essa parola cercando di far capire perché stavano loco. «Signore grande», a cominciare, «tu che sai tutto e tutto puoi sapere, faccia capire perché la gente non ci può più avere. Prima non era carnevale se non ci stavano arlecchine, né colombine, né pantalone o né rugantine, che le creature oggi non sanno manco come ci chiamiamo. E maschere per loro sono mostri che non parlano. Noi siamo secoli che ci tramandammo, ma con questa generazione noi non sfunniamo. Siamo diventate cose antiche, manco più dentro le scuole ci vedremo. Che potremmo fare perché i guaglioni ci tornano a cercare? Se noi stiamo inguaiati e con noi finisce il carnevale. Allora la commissione sentendo queste parole senza mezze misure rette loro ragione. Però ricetto gran giurì, voi pure se non comparite come prima, restate sempre all'alleria. Senza voi sta festa più non vale, non va battita, per sempre in coppie libere voi restate. E maschere moderne sui passaggi, chi se ricorda più roba con canna? Voi siete secolari, non cagnate, restate sempre l'anima ro carnevale.